Dopo oltre 10 anni di complesse trattative e interruzioni dovute ai numerosi cambi di regime in Libia, uno storico accordo sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore delle risorse marittime è stato firmato fra il Distretto della Pesca e Crescita Blu e l'Autorità Generale dell'Ambiente Marino della Libia. L'importante accordo è stato siglato presso la Galleria Sicilia del comune di Mazara del Vallo fra il sottosegretario degli affari marittimi Rida Ibrahim Duzan e il presidente del distretto Giovanni Tumbiolo. Presenti alla firma, tra gli altri, il sindaco Nicola Cristaldi, l'assessore regionale all'agricoltura e pesca Edi Bandiera e l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla. Oggi è una giornata dalle duplici suggestioni. 50 anni dal terremoto del Belice, nel segno della memoria e della tristezza, un accordo con la parte libica per riaprire una intesa forte e duratura sul piano della collaborazione e quindi della speranza e del futuro. Questo anelito va sicuramente colto, non solo attraverso quegli aspetti tecnici dell'accordo che guardano alla collaborazione tra i due opposti poli del Mediterraneo in materia di pesca, ma vorrei dire soprattutto un progetto di cultura e di politica mediterranea. Un tassello utile, certamente importante, di un percorso al quale non si può rinunciare, ma nei confronti del quale invece è opportuno ed è necessario avviare e stimolare ogni energia, ogni attività in questa direzione. Saremmo, dicevo nel mio intervento, bocciati dalla storia se commettessimo l'errore madornale di trascurare, probabilmente come si è fatto per tanti anni, quel grande tema e quel grande luogo del mondo che è il Mediterraneo. Il Mediterraneo che è la culla della civiltà dei nostri popoli, della nostra storia e che ha bisogno sicuramente di essere messo al centro di ogni tipo di politica che vuole guardare allo sviluppo, alla convivenza e alla cooperazione, perché abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di cooperazione, non vi è dubbio che questi importanti valori non possono essere raggiunti se veramente la ricchezza che si produce nel mondo è quella che si può produrre attraverso anche la distensione dei rapporti, il dialogo, la collaborazione, la formazione. Se ciò non avvenisse chiaramente vanificheremmo ogni opportunità anche in tema di ridistribuzione della ricchezza, che è quel presupposto fondamentale perché in ogni angolo del mondo ci sia pace.